Oggi 19 marzo è la festa dei lavoratori e dei papà e l'onomastico dei Giuseppe. Una delle tradizioni sono i dolci tipici. Corruzione alla Regione, la Procura chiede nuovo processo per 13 persone, tra cui Lobello, Brandara, Catanzaro, Procetta, Vancheri. Niente accordo nella maggioranza, la finanziaria va a rilento, un rinvio dopo l'altro. Torna AstraZeneca, chi ha saltato il turno durante la sospensione verrà ricontattato e riprogrammato a breve. Appello dei sindaci alla prudenza, Raffadali, Blindata e Rossa tiene il numero dei casi fermi. A Porto Empedocle, Agrigento salgono. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi 19 marzo è la festa di San Giuseppe, la festa dei lavoratori e dei papà. Il nostro direttore Arturo Cantella. Vogliamo presentarci davanti al Signore. Sull'altare mettiamo la nostra vita, le nostre azioni, sotto lo sguardo di Giuseppe, l'umile, il servo, l'obbediente, l'accogliente, l'amato, il lavoratore, il creativo, è così che lo definisce Papa Francesco nella sua Patris et Cordis. E noi sotto lo sguardo di Giuseppe vogliamo mettere proprio la nostra vita e le nostre azioni, le virtù che lui ci insegna nella semplicità e nella vita comune e l'incapacità che spesso abbiamo nel poterle attualizzare e vivere. Per questo vogliamo chiedere al Signore la sua misericordia. Oggi San Giuseppe, 19 marzo, si celebra una festa però in tono un po' minore per via del Covid-19, ma ugualmente importante da un punto di vista religioso. Sì, addirittura io direi ancora più importante, visto che Papa Francesco l'8 dicembre ha indetto un anno giubilare dedicato a San Giuseppe. Questo ci fa capire la forza e l'importanza che ha questa figura nella Chiesa universale e in questo caso anche in tutte le nostre famiglie, in ciascuno di noi, specialmente in questi momenti particolari, per dire a San Giuseppe sotto la sua protezione, aiutarci e poter uscire da questa pandemia che ogni giorno stiamo vivendo. Durante la settimana avete svolto tante manifestazioni per arrivare oggi alla giornata clou. Qual è il programma, cosa avete fatto e quali saranno gli eventi di oggi? Sì, non potendo tra le altre cose, dicevamo, fare delle manifestazioni esterne, abbiamo prediletto soprattutto un percorso spirituale interiore. Aiutate dalla lettera di Papa Francesco, Patris Cordis, che è proprio questa apertura a tutte quelle che sono le virtù di San Giuseppe, abbiamo invitato le diverse comunità della nostra città a venire a fare il pellegrinaggio, a celebrare proprio dentro la chiesa di San Giuseppe e a poter condividere con noi questo cammino. Sono arrivati alla cattedrale, sono arrivati i fedeli di San Vito e abbiamo ricordato, ancora questo è stato un altro aspetto bello, la figura di di Rosario Rivatino, proprio perché questa era la chiesa che il giudice la mattina frequentava prima di andare al tribunale e quindi in questo percorso di beatificazione abbiamo voluto fare in modo che questa figura potesse dirci qualcosa insieme a quella di San Giuseppe. Ieri è stata una bella giornata perché tutti i sacerdoti e le comunità del centro storico sono scesi e insieme abbiamo vissuto la messa con l'indulgenza plenaria e oggi in modo particolare manca la minestra, ma è una giornata in cui la gente in pellegrinaggio viene a visitare San Giuseppe e stasera ci sarà la messa con il vescovo Monsignor Damiano. Una festa che quest'anno è priva dei riti tradizionali, ricordiamo le tavolate di San Giuseppe, ricordiamo quello che solitamente a mezzogiorno si faceva in collaborazione con l'Istituto Gallo di preparare le minestre di San Giuseppe, eventi che mancano. Sì, sicuramente mancano e c'è questo aspetto tradizionale, questo aspetto di aggregazione. E ricordiamo ancora i tanti momenti vissuti anche con i gruppi folcloristici e quella della minestra era questa condivisione di fraternità. Però li portiamo sicuramente nel nostro cuore perché San Giuseppe comunque ci insegna ad avere questo spirito di fratelli, come ci ricorda Papa Francesco, ma anche a pensare alla provvidenza ai poveri perché le tavolate e la figura di San Giuseppe ci ricordano di guardare a coloro che hanno bisogno. È la festa di papà, del papà. San Giuseppe è anche considerato un papà. Come no, è il padre di tutta la Chiesa universale,
ed è per questo che sotto la sua protezione domenica scorsa abbiamo messo tutti i papà, non solo della nostra comunità ma anche di tutta la nostra città, perché veramente possono essere luce, guida, esempio per i loro figli sotto lo sguardo e la protezione di Giuseppe. Allora tanti auguri a tutti Giuseppe. Auguri a Giuseppe e auguri a tutti i papà. La confraternita di San Giuseppe innanzitutto nasce nel 1622, quest'anno compie proprio 399 anni. Il compito principale della confraternita di San Giuseppe è quello di mantenere vivo il culto a San Giuseppe nella nostra città e ci è riuscita per ben 399 anni, il prossimo anno compieremo il nostro quarto centenario. Oltre comunque al mantenere vivo il culto, collaboriamo con il parroco a realizzare festeggiamenti di San Giuseppe che ahimè quest'anno a causa delle restrizioni dovute al Covid hanno sicuramente subito delle limitazioni. Oltre a ciò cerchiamo anche di mantenere uno dei principali aspetti della confraternita, quello di fare del bene, aiutare gli altri nei bisogni. Ecco, San Giuseppe per eccellenza è il padre della provvidenza. Scopriamo adesso qual è il dolce tipico di San Giuseppe. Vediamo. San Giuseppe vuol dire anche una specialità culinaria, la sfingia di San Giuseppe. Ci siamo recati qui in una notissima pasticceria agrigentina, siamo con Fabio Saito che ci spiega un po' i segreti anche nella preparazione di questo dolce. Ma la sfingia fritta è il dolce per eccellenza della festa di San Giuseppe. Le sfinge fritte con ricotta è semplicemente della pasta bignè, un dolce della tradizione siciliana, della tradizione agrigentina. Poi spostandosi nel circondario le tradizioni un pochino cambiano, ma ad Agrigento diciamo che è proprio la sfingia fritta, un dolce molto semplice, fatto con della pasta bignè che poi viene fritta, leggermente aromatizzata con della buccia d'arancia, e tutto viene guarnito con della ricotta, del pistacchio a granella e delle scorzette di arancia candita. C'è quella fritta e c'è quella al forno, qual è la differenza? La differenza c'è una leggera differenza dell'impasto. La sfinge al forno è leggermente più grassa, anche se nel bilancio calorico diciamo che poi quelle fritte essendo appunto fritte diciamo che su per giù siamo lì. Nella tradizione della festa di San Giuseppe diciamo che in alcuni paesi del circondario appunto si utilizzano le sfinge a forno, mentre ad Agrigento la tradizione vuole che siano le sfinge fritte a essere a tavola il giorno di San Giuseppe. Quindi è più consumata quella fritta, forse assolutamente sì. Oggi è veramente il giorno delle sfinge fritte, facciamo sfinge fritte a ripetizione proprio per accontentare i palati agrigentini. E poi non manca di sopra la candita, no? Assolutamente, l'arancia candita, diciamo che è il candito per antonomasia all'interno della pasticceria di ricotta, perché ovviamente dà quel profumo di agrumi che aggiunge qualcosa in più al dolce. San Giuseppe che si è festeggiata sempre con le sfinge fritte, che è una sfingia fatta con la pasta del bignè normale che viene fritta però, viene fatta con la ricotta. Poi a richiesta si può fare con la crema, si può fare come si vuole, col cioccolato, però quella che prevale è quella con la ricotta. Lei ha tanti anni di esperienza, un vecchio pasticcere, una tradizione che continua, ci dica qualcosa. Io sono la seconda generazione, noi abbiamo 80 anni di attività e abbiamo avuto sempre la fiducia e la stima dei nostri clienti, che si sono trovati sempre bene e noi abbiamo fatto dei grandi sacrifici per andare avanti. La pasticceria Saito insomma è una delle più rinomate ad Agrigento. Qual è il segreto del vostro saper preparare tante squisite prelibatezze, non solo la sfingia ma anche i cannoli, la cassata? La torta rustica, la cassata, la ricotta misù, i profiterol, sono tutti di alta qualità perché abbiamo delle materie prime di alta qualità. Per cui non facciamo noi lavoro di così, è un lavoro fatto con impegno, con amore e con qualità.
A Caltanissette PM chiedono un nuovo processo per Montante, nella sua rete anche l'ex capo della DIA De Felice Crocetta. La procura chiude la seconda tranche dell'inchiesta sul leader di Confindustria già condannato a 14 anni, 13 nuovi indagati, anche gli ex assessori Bancheri e Lobello, l'attuale sindaco di Naro Brandara e l'ex presidente di Sicilindustria Catanzaro. C'è il servizio. Per la procura di Caltanissetta, l'ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, era a capo di 2 associazioni a delinquere, la prima formata da esponenti delle forze dell'ordine finalizzata a spiare le indagini nei suoi confronti, e questa gli è già costata una condanna a 14 anni. Per la seconda PM si apprestano a sollecitare un nuovo processo che vede fra gli indagati anche l'ex capo della direzione investigativa antimafia Arturo De Felice, l'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta e gli ex assessori della sua giunta Linda Bancheri e Mariella Lobello, fedelissime di Montante. Il procuratore aggiunto Gabriele Pace e i sostituti Claudia Pasciuti e Davide Spina hanno così fatto notificare un provvedimento di chiusura dell'inchiesta, l'atto che prelude a una richiesta di rinvio a giudizio. 13 gli indagati. Secondo la ricostruzione della procura nissena, l'ex leader di Confindustria avrebbe spinto l'ex capo della DIA De Felice in carica fra il novembre 2012 e l'ottobre 2014 a disporre indagini nei confronti dei suoi nemici. Esercitava le proprie prerogative istituzionali, sia investigative che direttive, scritto nell'atto d'accusa, in maniera tale da soddisfare gli interessi personali di Montante e di soggetti a lui collegati, adottando anche su esplicita sollecitazione iniziative pregiudizievoli nei confronti di soggetti invisi a quest'ultimo e favorevoli invece a quelli a lui ritenuti vicini. La nostra fonte è Repubblica. Montante avrebbe poi pilotato le scelte del governo Crocetta, significative alcune sue frasi intercettate dalla squadra mobile durante un dialogo in auto con Lobello e Brandara. A Crocetta non gli abbiamo mai fatto sbagliare una mossa, e ancora, con le attività produttive si può fare la terza guerra mondiale, e precisava: possiamo. Nella ricostruzione dell'accusa, l'associazione a delinquere si sarebbe fondata su un patto di scambio. Crocetta avrebbe nominato le fedelissime di Montante prontissime a far avere una pioggia di finanziamenti al presidente di Sicilindustria. Il leader di Confindustria avrebbe poi ricambiato finanziando la campagna elettorale 2012 dello stesso Crocetta. Indagati anche 3 imprenditori che per l'intercessione di Montante, ex fantomatico paladino della giustizia, avrebbero beneficiato di lavori nel settore dei rifiuti e dello smaltimento dell'ENI. Sono l'ex presidente di Sicilindustria Giuseppe Catanzaro, Rosario Amaru e Carmelo Turco. Il provvedimento di chiusura delle indagini è stato notificato anche a Maria Grazia Brandara, Giuseppe D'Agata, ex capo centro della DIA, Diego Di Simone, ex capo della Security di Confindustria, già condannato nel primo processo, Vincenzo Savastano, poliziotto in servizio a Fiumicino, Gaetano Scilla, ex capo centro della DIA di Caltanissetta. Grave atto intimidatorio ai danni di un imprenditore antiracket Libero Futuro Agrigento. Ieri sera sono stati esplosi 15 colpi d'arma da fuoco a Marina di Palma presso la sede della Sua Ambiente di Calogero Sodano. L'intimidazione è stata immediatamente denunciata alla squadra mobile di Agrigento. Nei mesi scorsi un altro dirigente di Libero Futuro aveva subito una grave minaccia con 2 bossoli e una croce poggiata sul parabrezza della sua auto. Fuoco a Licata, il furgone utilizzato da una ditta che commercia prodotti ittici è andato in fiamme nel centro del popoloso centro agrigentino tra Corso Argentina e Via Egitto. Alcuni passanti hanno allertato i vigili del fuoco che si sono portati sul posto e messo in sicurezza la zona dopo aver spento il rogo. Ancora sconosciuta la natura dell'incendio, ma non escluso alcuna pista, compresa quella dolosa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Licata, che dopo aver informato la procura di Agrigento hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.
Riparte da oggi alle 15 la somministrazione del vaccino AstraZeneca in Sicilia dopo il via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA, che ha escluso il nesso tra i casi di trombosi registrati in tutta Europa e il farmaco. Chi non ha ricevuto nei giorni scorsi il messaggio di Poste Italiane con l'annullamento dell'appuntamento potrà recarsi nei centri vaccinali nel giorno e nell'ora stabilita. Gli appuntamenti saltati tra il 15 e la mattina di oggi per lo stop momentaneo del vaccino AstraZeneca saranno riprogrammati nel giro di pochi giorni. Stiamo ripianificando le liste con gli appuntamenti e chiameremo in blocchi i cittadini fra i 70 e i 79 anni e i docenti, secondo l'ordine di prenotazione. Il tempo di attesa stimato è di 3 giorni al massimo, dice Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo. Bollettino del 18 marzo 2021. La situazione epidemiologica nel nostro comune è stazionaria. Da ieri ormai si equivalgono i positivi con i soggetti che sono guariti. Siamo a oltre 100 e devo dire francamente che sono molto orgoglioso di avere tempestivamente relazionato al Presidente della Regione la situazione in cui ci eravamo venuti a trovare, e devo con l'occasione ringraziare il Presidente della Regione di avere tempestivamente, dopo poche ore, visto la mia relazione e avere decretato la zona rossa a Raffadali. Io ho subito per queste molte critiche, qualcuno ancora commenta o straparla o sparla. Bene, io sono con la mia coscienza a posto e mi sento di aver preso una scelta idonea per salvaguardare la salute dei miei concittadini, che è il bene primario che un sindaco deve innanzitutto salvaguardare. Penso entro una settimana di vedere ormai la situazione verso una parabola discendente, andare piano piano a vedere i numeri ridurre. Però devo dire, sono stato per i primi giorni in una situazione di angoscia. Vedere 10-12 comunicazioni di positivi giornaliere da parte dell'ASP mi ha creato un momento di confusione. Non credevo più alla situazione in cui ci eravamo messi. Però vedo molto meno persone in giro, le strade deserte, gli esercizi commerciali che sono aperti e che possono rimanere aperti perché sono previsti nella tabella 23 di cui dicevo poco fa. Mi telefonano dicendomi: sindaco, oggi non ho lavorato, non ho fatto niente, non riesco neanche a pagare la corrente elettrica che ho consumato nella giornata di oggi. Bene, a tutti questi posso dire che sono molto dispiaciuto, ma innanzitutto va tenuto conto della salute dei cittadini e poi dell'economia di un territorio. Cercheremo subito dopo questa fase di riunire tutte le associazioni di categorie per trovare una soluzione, vedere il comune dove vi può venire incontro, che aiuto economico vi può dare, e sono qui pronto a prendere ufficialmente impegno affinché ciò sarà fatto. Ultimamente gli esami che mi arrivano da parte dell'ASP parlano di una sospetta variante inglese. Questo ci impone a tutti di cambiare i nostri comportamenti. La distanza ormai di sicurezza non è più 1 metro ma oltre 2 metri, quindi almeno 2 metri di distanza. Dobbiamo cercare di fare areare sempre i locali chiusi, perché sono anche motivi di contagio. Tutti coloro che sono costretti a lavorare in ambienti chiusi devono aprire porte e finestre, perché è necessario fare cambiare spesso l'aria in quell'ambiente. E poi le solite regole, quelle di utilizzare bene il dispositivo di protezione individuale che è la mascherina e di igienizzarsi spesso le mani.
Ancora tanti contagi da Covid-19 in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 798 nuovi casi positivi, più 7 rispetto a ieri, a fronte di 26.163 tamponi effettuati. I morti sono stati 14, in provincia di Agrigento sono 75 i nuovi casi. Un aggiornamento in merito alla situazione dei contagi Covid a Porto Empedocle. Per la verità, nonostante magari si diffondessero in giro voci strane su numeri esorbitanti della situazione empedoclina, per tanto tempo noi ci siamo mantenuti sotto le 20 unità. Purtroppo però in queste ultime 24 ore mi sono stati notificati ben 9 casi di nuovi positivi, e pare che altri casi saranno notificati a breve, penso nella giornata di domani. E in ogni caso pare che ormai si stia diffondendo e assuma prevalenza la variante inglese, che voi sapete è molto contagiosa, più contagiosa della originaria forma di coronavirus, e quindi ciò esige una maggiore attenzione. Tanto che si parla di tenere una distanza non più soltanto di 1 metro fra una persona e un'altra, ma addirittura di 2 metri. E in effetti un aumento così elevato di contagi desta non poche preoccupazioni. Quindi massima prudenza, osservate rigidamente il distanziamento, le norme di sicurezza, la mascherina sempre, lavarsi accuratamente le mani, areggiare i locali, tenere le finestre aperte, eccetera. Quindi noi in totale, con questi 9 casi che mi sono stati notificati, andiamo al 26 casi di positivi. In particolare ha destato preoccupazione il fatto che fra questi positivi ci sia un bambino della scuola materna, della scuola Falcone Borsellino. Non solo, ma pare che il genitore di un bambino della scuola primaria, sempre della stessa scuola, sia altresì positivo. Io ho finito adesso di parlare con il medico referente Covid per la provincia di Agrigento, ho parlato con la responsabile del plesso e al medico Covid ho chiesto, perché ho appurato che il bambino non era stato fatto il tampone molecolare, che invece è stato fatto al genitore, e domattina vedranno di estendere il tampone possibilmente anche al piccino, in modo tale che possa esserci tranquillità anche, o quantomeno evidentemente si possano fare anche i tamponi agli altri bambini che siano compagni di classe o gli altri bambini della scuola, ove necessario. E così ho deciso che domani disporrò la sanificazione dell'intero plesso Falcone e Borsellino. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, in riferimento a quanto disposto dall'ultimo DPCM del 2 marzo scorso, ribadisce che non compete al sindaco la chiusura delle scuole nell'ambito della pandemia coronavirus. Vediamo. Voglio chiarire una volta per tutte la problematica della chiusura delle scuole. L'ASP comunica giornalmente a noi sindaci i numeri di casi positivi. Attualmente, dato di ieri, abbiamo 2 casi positivi nella scuola elementare Plesso Fava di Monserrato e un altro caso positivo nella scuola materna a Plesso Trupia. Quando l'ASP raccoglie un numero maggiore di 5 casi, propone a me sindaco la chiusura della scuola per un tempo determinato. Durante questa chiusura io predispongo la sanificazione dei locali, a fine isolamento fiduciario si predispone pure la somministrazione dei tamponi alla scolaresca, ai docenti, al personale ATA dove è necessario, quindi poi si riapre l'istituto alle attività didattiche.
Nel caso specifico, visto che i casi sono inferiori a 5, l'ASP non predispone nessuna chiusura, di contro io devo rispettare rigorosamente il DPCM del 2 di marzo e rispettare anche l'ordinanza del Presidente della Regione Musumeci. Non posso predisporre nessuna chiusura se non su ordine del governo regionale e o nazionale. Vi ricordo che c'è la nuova variante inglese che è più diffusiva, colpisce anche le classi più giovani, quindi invito tutti a una massima responsabilità, massima prevenzione. Voglio ribadire che non è più nelle mie competenze poter arbitrariamente chiudere o questo o quell'altro istituto scolastico, se non sotto delle direttive superiori. Assembramenti durante le vaccinazioni, la denuncia di un soggetto fragile. Vediamo. Io ieri come soggetto fragile mi sono recata alla fiera e la mia fascia oraria era dalle 15 alle 16, esattamente alle 15 sono arrivata. Ho cercato di capire come mettermi in fila e mi hanno detto semplicemente di trovare in mezzo a quell'assembramento che sembravamo alla festa di Santa Rosalia, quando siamo dietro la statua, e di cercare le persone che appartenevano alla mia stessa fascia oraria. Quello che mi ha stupito è questo, e cioè che stiamo vaccinandoci per evitare di contrarre il Covid. Io ringrazio chi con questo dolce eufemismo ci ha chiamati categorie fragili e poi ci ha ammassati come se fossimo in un pollaio, perché di questo trattasi. Lei ha segnalato anche questa criticità agli organi preposti là sul posto. Io ho segnalato questa criticità agli organi preposti, mi hanno detto che loro non potevano fare nulla, per cui ho chiamato il 118. Al 118 mi hanno risposto che avrebbero mandato una pattuglia, che non hanno mandato, perché io sono stata in fila 2 ore, forse anche di più, non è arrivato nessuno. C'erano i vigili urbani, mi sono rivolta a loro, chiedendo pure di bloccare il traffico, perché noi non facevamo la fila dentro i cancelli della fiera, ma fuori, cioè su un marciapiede transennato, per cui era inevitabile che si creassero gli assembramenti. Anche loro mi hanno risposto che non potevano fare nulla. Io ho fatto notare che facevano parte delle forze dell'ordine e che dunque era competenza loro far rispettare una norma che tra l'altro è imperativa e che è finalizzata esattamente ad evitare di contrarre il Covid. Io mi auguro di non averlo contratto là il Covid, perché io da 1 anno che sono trincerata dietro a casa mia ed evito qualsiasi forma di contatto, perché purtroppo ahimè io sono immunodepressa e in quella bolgia io ho temuto sinceramente per la mia salute. Se noi siamo le categorie fragili o se in ogni caso il Covid, per evitare di contrarlo, dobbiamo restare distanziati, è necessario organizzare le cose per bene, e se la gente non rispetta le regole deve esserci un'autorità preposta, quindi carabinieri, polizia, i vigili urbani, per farle rispettare. Non mi possono rispondere io non posso fare nulla oppure mandiamo una pattuglia, e non hanno mandato nessuna pattuglia. Cioè io sono un cittadino privato che mi rivolgo all'autorità costituita, la risposta è stata picche, nessuna. E sono in atto da parte delle forze dell'ordine dei servizi straordinari di controllo del territorio. I risultati sono tragicomici. Arturo Cantella. Proseguono incessanti i servizi di controllo del territorio coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri di Canicattì, dedicati al contrasto della diffusione della pandemia di Covid-19 e al rispetto della vigente normativa antiriciclaggio. L'attività dei militari si è basata sulle direttive diramate dalla Prefettura e dalla Questura di Agrigento. Il territorio dalle conseguenze della recente istituzione di alcune zone rosse poste al confine con la giurisdizione territoriale della Compagnia di Canicattì. In questo ambito, mentre vigilavano per scongiurare gli sconfinamenti da e per la zona rossa di Raffadali,
I carabinieri della stazione di Aragona hanno fermato sabato sera in paese un giovane di Raffadali sorpreso alla guida in stato di alterazione causato dall'assunzione di bevande alcoliche. Il tale, sottoposto dai militari al controllo del tasso alcolemico, è risultato positivo con un valore ben superiore al limite consentito. Nei suoi confronti è scattato immediatamente il deferimento dalla Procura della Repubblica di Agrigento perché il responsabile di guida è stato di ebbrezza. I carabinieri, oltre a procedere al ritiro immediato della patente, hanno applicato al prevenuto la sanzione pecuniaria di euro 5,33 in quanto responsabile di avere violato la zona rossa del comune di residenza. Ma i controlli dei carabinieri di Agrigento sono proseguiti e quella stessa sera hanno condotto alla chiusura di un centralissimo pub, il noto locale che già l'estate scorsa era assunto alle cronache per aver organizzato durante la pandemia degli affollati aperitivi in piazza. È stato visitato dai militari dell'Arma che hanno contestato a 4 avventori il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di contenimento del contagio e disposto quindi la chiusura dell'esercizio. Altro esercizio sanzionato dagli uomini dell'Arma di Aragona è stato un bar del centro dove i militari hanno comminato la sanzione di euro 400 a 2 avventori sorprese mentre non rispettavano le prescrizioni vigenti in materia di Covid-19. Ma l'intensa attività dei carabinieri della stazione di Aragona ha anche permesso di arrestare un pregiudicato che il 16 marzo, all'esito di un mirato controllo da parte dei militari, è stato sorpreso ad alimentare la propria abitazione mediante un allaccio fraudolento alla rete di distribuzione del gas metano, realizzato rompendo il sigillo che era già stato apposto al contatore dell'energia. Il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari fino alla sua comparizione davanti al Tribunale di Agrigento, che ne ha convalidato l'arresto rinviandolo al prossimo giudizio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Finanziaria, Ars in paralisi, il governo battuto 2 volte. C'è il servizio. Procede col freno a mano tirato l'esame della finanziaria, protagonista l'ostruzionismo delle opposizioni che anche ieri hanno avuto la meglio. Il governo è anche stato tradito dai franchi tiratori tra le fila della maggioranza che hanno prestato il fianco a PD e Movimento 5 Stelle. Per 2 volte, utilizzando il voto segreto, le opposizioni sono riuscite a far andare sotto il governo. Si torna in aula anche oggi per la trattazione della legge di stabilità della regione siciliana. Un'altra settimana è praticamente trascorsa senza significativi passi avanti nell'analisi della norma di spese e di bilancio di previsione 2021. E adesso a rischio ci sono anche le parti variabili degli stipendi dei regionali. Il colpo più pesante è sulla norma che disciplina la convenzione che l'assessore all'economia Gaetano Armao doveva firmare con la BEI per affidare alla banca la gestione dei fondi da destinare alle piccole e medie imprese. Con la maggioranza allo sbando, le opposizioni hanno fatto il bello e il cattivo tempo, a riprova che il tentativo di ieri fatto nel centrodestra di trovare un accordo sulla manovra è fallito. Per l'assessore all'economia e vicepresidente della regione Gaetano Armao, le opposizioni si prendano la responsabilità di portare un danno vero e concreto al tessuto produttivo siciliano. Conti alla mano, all'Ars in tutta la seduta sono passati solo 5 articoli, 2 approvati appunto con il voto segreto contro il parere della Giunta. Oggi si torna in aula, ma il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ribadisce: questa è una finanziaria molto particolare, il danno economico causato dalla zona rossa istituita nella scorsa primavera è incalcolabile, dando ragione a quelle persone che pensano che la Sicilia non ce la possa fare, ed è un dato oggettivo. Da parte mia, come presidente dell'Assemblea, è stata fatta una scelta, dice, quella di accettare emendamenti aggiuntivi di spesa purché coerenti. E poi aggiunge: la finanziaria si deve chiudere entro la prossima settimana. Se le cose andranno ancora per le lunghe, approviamo l'articolo 2 e pubblichiamo la legge, col resto degli articoli già approvati in precedenza. Mettiamo così la Sicilia in sicurezza e subito dopo proseguiremo con l'esame degli altri articoli. Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. La Regione sposa il progetto di Palma di Montechiaro, Licata e Ravanusa. Il progetto prevede il riassetto dei rispettivi centri urbani con una richiesta di finanziamento complessiva di 15 milioni di euro. Vediamo. Nell'ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, la Giunta regionale siciliana ha approvato la seconda linea dell'idea progettuale dei comuni di Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa, che prevede il riassetto dei rispettivi centri urbani con una richiesta complessiva di finanziamento di 30 milioni di euro. Sentiamo il sindaco Carmelo D'Angelo del comune di Ravanusa, scelto quale comune capofila.
Si tratta di una occasione importante per il nostro territorio e in particolare per i comuni di Palma di Montechiaro, di Licata e di Ravanusa, che si sono messi assieme per presentare questo progetto, anzi 2 progetti che abbiamo sottoposto all'attenzione della Regione Siciliana per partecipare a questo bando nazionale del Ministero delle Infrastrutture sulla qualità dell'abitare. La Regione aveva la possibilità di presentare 3 istanze e ha scelto per 2 di queste di sposare i progetti del nostro comprensorio, dove il comune di Ravanusa è capofila. Si tratta di un'occasione importante, speriamo ora in un proseguo positivo al Ministero delle Infrastrutture per riqualificare il nostro centro urbano e dare maggiore possibilità ai nostri concittadini di vivere in zone e quartieri efficientati e sicuramente migliori di quelli che sono oggi. Ecco, in particolare avete individuato delle zone specifiche del vostro territorio? Sì, essendo un finanziamento che potrebbe arrivare a 30 milioni di euro, quindi sono 10 milioni per ogni comune. Per il comune di Ravanusa abbiamo individuato parte del centro storico fino ad arrivare alla zona di San Michele, che in questo momento è già oggetto di riqualificazione attraverso un finanziamento che abbiamo ricevuto dall'assessorato regionale infrastrutture, quindi una grossa fetta del centro urbano che potrebbe essere riqualificata e rivissuta, perché negli anni a causa anche delle case fatiscenti che ci sono ha subito un abbandono e la gente si è spostata in periferia, quindi un rivivere del centro urbano e il centro storico che significa ridare vita anche alle nostre comunità. So che avete avuto un incontro in prefettura sul tema della sicurezza, ecco, cos'è che è emerso e brevemente quali sono le soluzioni a cui siete addivenuti, Sindaco? Ma oltre all'incontro in prefettura c'è stato anche un sopralluogo sulla SS 557, teatro di diversi incidenti negli ultimi anni, purtroppo molti mortali, dove hanno perso la vita tanti giovani anche di Ravanusa. Nel breve termine sarà modificata la segnaletica, sarà ridotto il limite di velocità, saranno fatte le bande sonore, quindi dei dissuasori per invitare i cittadini a diminuire la velocità, e ci apprestiamo a firmare una convenzione con il comune di Campobello per un servizio congiunto delle polizie municipali anche per l'utilizzo dell'autovelox, per evitare che si possa correre con le auto e quindi creare altri incidenti e quindi altri morti. Sinceramente sono notizie che non vorremmo più avere e dare ai nostri cittadini, perché sono giovani vite che vengono spezzate e famiglie che perdono i loro cari. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha incontrato in videoconferenza il sindaco di Porto Empedocle da Carmina, i rappresentanti di Talcementi e Sicilindustria di Agrigento, i sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL. Si è discusso del rinnovo del protocollo d'intesa firmato tra le parti nell'ottobre del 2017. Si tratta di un accordo per la rivalutazione dell'area produttiva in dismissione da parte delle Talcementi e al tempo per la tutela degli ex lavoratori dello stabilimento attraverso la possibile ricollocazione delle nuove imprese che subentreranno nel sito produttivo. È emersa l'unanime volontà di prorogare il protocollo con monitoraggio semestrale ed è stato convenuto che lo stesso sarà rinnovato tacitamente di anno in anno con eventuali aggiornamenti anche a fronte delle opportunità legate all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund. Arriva la depenalizzazione dei reati alimentari. Vendere cibo avariato in Italia non sarà più reato penale. Vediamo. Il Centro Consumatori Italia è estremamente preoccupato dell'inserimento di norme nella legge di adeguamento delle normative nazionali ai regolamenti dell'Unione Europea
Tutto ciò è destinato a produrre effetti gravissimi rispetto alle normative di difesa per i prodotti alimentari nocivi per le persone, sia nella produzione che nella distribuzione. Infatti vengono depenalizzati e tradotti in sanzioni amministrative varie malefatte come la produzione di alimenti preparati e distribuiti in cattivo stato di conservazione, invasi da parassiti e in stato di alterazione con additivi chimici non autorizzati e tossici. Ne parliamo con il responsabile, il presidente per la Sicilia di Centro Consumatori Italia, Fabrizio Raso. Il governo con un colpo di mano ha inserito praticamente la depenalizzazione dei reati sulle frodi alimentari, il che è una cosa molto grave, perché praticamente una cosa del genere va a colpire la salubrità degli alimenti, in quanto non essendoci più sanzioni penali, diciamo che i furfanti la possono far franca più facilmente. Ma come mai queste norme in pieno Covid? Beh, questo non si capisce. Tra l'altro la norma dovrebbe già entrare in vigore con il 26 di marzo. Noi ci siamo appellati alle istituzioni tutte, al governo, al Parlamento, anche al Presidente della Regione, affinché questa norma venga bloccata, perché è un paradosso che contemporaneamente alla Camera dei Deputati e in Parlamento praticamente si parli di inasprimento delle norme penali per quanto riguarda le frodi alimentari. E il governo invece recepisce una direttiva di Bruxelles che invece depenalizza i reati di frode alimentare. E quindi cosa farete voi? Ma noi praticamente faremo ferro e fuoco, come suol dirsi, affinché questa cosa praticamente venga revocata, perché viene meno la tutela del consumatore per quanto riguarda il settore dell'alimentazione. E non solo, ma va a colpire anche quelle eccellenze che riguardano i prodotti agroalimentari siciliani e italiani, che naturalmente della qualità se ne fanno un vanto. Il coordinatore cittadino del movimento Primavera Empedoclina, Luigi Gino Grillo, comunica che in vista delle elezioni comunali, per focalizzare i bisogni delle famiglie e le problematiche delle donne che avranno grandi spazi nella nuova amministrazione guidata dal sindaco da noi proposto, scrive, ha nominato il responsabile del settore donne e famiglie Ornella Siracusa, una giovane mamma particolarmente attenta e sensibile alle tematiche a tutela delle donne e della famiglia. Volley, la SEAP prepara la sfida contro la capolista Accademia Sant'Anna Messina. Il big match, valido per la nona e penultima giornata della prima fase del campionato di Serie B1 Girone E2, è in programma sabato prossimo 20 marzo alle ore 18 al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Arturo Cantella. Sarà una partita decisiva e importante quella di sabato, che la SEAP Paragona gioca in casa ad Agrigento al Palasport con la capolista Messina. Dopo un'accurata preparazione atletica, la squadra del presidente Nino Di Giacomo si vorrà riscattare dall'ultima sconfitta e farà di tutto per riportarsi alla vittoria. Insomma, un vero e proprio big match. È un Aragona determinato, concentrato, che non abbia troppi pensieri, ecco. Se secondo me le ragazze riusciranno, naturalmente la pressione del risultato c'è, inutile nasconderselo, però se riusciranno a tenerla in un angolino, no, per così dire, come stimolo e non come peso, io sono molto fiducioso, perché vedo le ragazze tutti i giorni, allenamento, so quello che è il loro potenziale, si tratta di riuscire a metterlo in campo, a restituire prima di tutto a noi stessi e poi naturalmente a tutti quelli che ci guardano tutto il lavoro e la fatica che facciamo tutti i giorni. Avversario che giustamente, se in quella posizione di classifica, evidentemente ha delle qualità e dei meriti, ma questo lo sapevamo insomma dall'inizio, da quello che era la composizione del roster e da quelle che sono le ambizioni societarie. Una squadra che gioca una pallavolo molto rapida, molto veloce, e quindi dovremo essere bravi a prendere le giuste contromisure. Ma tanto la differenza la fa sempre fare un punto, due per la precisione, perché ce ne vuole uno di scarto. Alla fine si possono fare tanti discorsi, ma poi la pallavolo è più semplice di come noi tante volte vogliamo farla.
ci sono 9x9 da gestire bene sotto i nostri piedi, 9x9 metri da attaccare nella giusta maniera dall'altra parte della rete, conta solo quello. Sarà una gara bella perché comunque è una sottospecie di derby e in questa partita noi ci giochiamo tutto, ne siamo consapevoli e daremo tutto quello che c'è da dare per portarla a casa. Temo che come tutte le altre squadre sicuramente arriveranno qui non per giocare una partita facile, ma come tutte le squadre che giocano contro di noi daranno il 100%. E ora sta a noi appunto giocando in casa dare quel più per per vincerla. Comunque ci vuole una forte reazione, è una partita questa che ci aspetta molto importante come abbiamo detto. E sicuramente quello che abbiamo imparato dalla partita di Modica è che il carattere in queste partite deve venire fuori e sono sicura che tutta la squadra lo farà e io in primis ci metterò tutto quello che ho per aiutare le mie compagne e per far vedere che comunque ci meritiamo questa vittoria e non dico questo campionato. Però abbiamo veramente fatto tanti allenamenti, siamo qui da tanto tempo e non ci meritiamo di concludere così. Ad Agrigento centrato un 5 da 97.000 euro al Superenalotto. I numeri sono stati estratti ieri. La giocata vincente è stata registrata al bar Tabacchi dei Fratelli Genova di via Mazzini. Il montepremi adesso è di 124 milioni. E oggi è il giorno dei papà. C'è un video per voi. Auguri. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.